Fervono i lavori al COC allestito nell'ufficio tecnico del comune di Recoaro, dove arrivano a raffica chiamate da cittadini vittime del maltempo delle scorse ore. Una decina di famiglie bloccate in casa dopo le frane che si sono abbattute in vari punti di Recoaro Terme. Lungo la strada che porta alla frazione Recoaro 1000 la gente è esasperata. Questa mattina avevamo una bella montagna di materiale qui, è stato scaricato dalla valletta là in cima. Tra l'altro una valletta che non è nuova a questo tipo di problematiche, dato che questo è il quarto o il quinto anno che abbiamo problemi di questo tipo, per cui piogge abbondanti, improvvise, perché comunque quello di ieri è stato veramente un evento climatico eccezionale, che comunque dovremmo aspettarci sempre di più, visto il cambiamento climatico, anzi la crisi climatica, e ogni volta che succede porta giù, scarica moltissimo materiale. Quest'anno è stato decisamente peggiore, non abbiamo avuto soltanto il fango, la terra degli anni scorsi, ma anche molto più materiale pietroso. L'asfalto, come potete vedere, è stato completamente portato via dalla forza dell'acqua, che poi naturalmente è scesa, e abbiamo moltissimi danni anche in un campo coltivato lì sotto, se volete vedere, dove abbiamo avuto circa 20 cm di terreno che è stato completamente portato via dall'acqua. È rimasto soltanto lo strato sottostante, che era quello dove l'aratro non era arrivato in profondità, ma quel campo lì che era stato seminato la settimana scorsa adesso è completamente devastato. C'è rabbia, tanta, e c'è anche tanta amarezza. Decisamente, perché appunto sono anni che gli scienziati parlano della crisi climatica, che ci dicono che dobbiamo essere pronti. Sappiamo che questa qua è una zona comunque a rischio idrogeologico da moltissimo tempo. Poco più in su siamo in Contrasandri, altre 3 famiglie bloccate e tanta la paura. Abbiamo avuto un po' di paura, sì, perché mai visto una cosa del genere. Ecco, Eravate isolati voi? sì, Non sì. potevate più uscire né niente? Basta, perché ci hanno bloccato le macchine e tutto dentro in garage. Basta. Non c'è altro da dire, perché una cosa così mai vista. Ci racconta un po' come è successo, come vi siete accorti? È perché l'acqua ha cominciato a crescere un po', sempre un po' di più, e dopo tutto un colpo è venuto su tutta questa cosa, insomma. In tutto questo i residenti hanno una certezza. Non si può più pensare di tappare con il cemento, ma bisogna pensare in maniera sul lungo termine, in maniera scientifica, come affrontare questi problemi.